lo so, aspettano assai, i cristiani poi dicono ma che è molto questo, che aspettano un poco che un ballo. Allora, prima di tutto, sono sempre vostro fans. Ora cerco io di regalare un sorriso, perché il mio DNA è la comicità, fare sorridere la gente, perché di cosiciste già io, di fare ridere di cristiani. Ora mi hanno detto un sacco di ricette, e hai un sacco di ricette, lo vedi? E un sacco quale a fare, lo vedi? A me stiamo facendo pasta a forno con le site, ok? Allora, ora vi dico il procedimento. Prendiate la pentola, anzi no, la padella, il mio cavallo di battaglia, e mettete finocchieggio di chi l'hai voluto, lo finocchieggio, lo sciuffetto, tutto tagliato, tutto nico, e poi prendete un po' di cipolla e la tagliate pure piccola e la mettete dentro la padella, gli mettete un goccio d'olio d'oliva, vergine d'oliva, vedi che l'ho detto giusto, dopo tante ricette finalmente lo disse giusto, lo facete ingaggiare, appena aggancia che rosola, che diventa tipo un poco capo lo marrone scuro, lo marrone, gli calate le sarde tutte spicchiate, tutte con le spine levate, cose e tutte cose, gli mettete le sarde e le facete cuocere tipo per 5, 6, 7 minuti. Dopo che cuoce gli mettete la passola e il pignolo di dentro e fate sempre cuocere con 10 minuti. Poi gli mettete mezzo bicchiere di vino lì dentro, sempre dentro la padella, e lo fate cuocere 5 minuti, che evapora, che se ne va tutto lo cosa dello vino, e questo è fatta le salse. Poi prendete la taglia, gli prendete di nuovo l'olio vergine d'oliva, lo mettete dentro la taglia e con le mani, tipo lo sciofinate, lo scicate tutto a così, per non fare appezzare la pasta e le salse. Poi ovviamente bollite la pasta. La pasta sono due tipi, o bucatine o rigatone, dipende come la volete. A me mi piacciono le rigatone, ma noi ci facciamo le bucatine per tutto il popolo. Allora le bucatine appena bolle e ce le mettete e ce le leccate di ringia, appena bugliarrera la vita scendete, mi capisci? E facete alla teglia un cucchiaio di sale e mettete alla teglia. Poi mettete la pasta, poi non vi dimenticate, dovete fare la mollica tostata, la mollica tipo brusciolata, tipo nella pateggia, nella padella, la mollica per non ci avete a mettere niente, né aglio, né pigiocino, né olio, niente, la pagliesse per come vi la vindi lo funno, a così tipo semplice, e la facete diventare tipo un capo marrone, e gli mettete la mollica. Poi di nuovo la pasta, poi di nuovo le sarde e poi di nuovo la mollica, e avete finito. Dovete fare due sole con mollica, con pasta, sarde e mollica, poi di nuovo pasta, sarde e mollica, capite? E avete finito. Chi se me moglie, vedremo. Ciao ma, che è? Ma non ne sei? Ora begno, stai venendo, va dai, calala che begno, va. Calala che gioco su ogni 2 minuti, va. Ciao. Meno male che lo video ora viene perfettamente, perché ogni volta ti telefonano e ciuppica sempre, mi capisci? A questo un ciuppica viene lo video. Ora un bacione, un saluto e ciao, e seguitemi sempre, vi voglio bene, un saluto tutto, non è per me, per ora lo faccio a Castellaccia, ok? Ciao Castellaccia, vi voglio bene a tutti, ciao.